Eccoci qua, mister Favero. Se all'andata avevate qualcosa da recriminare, il risultato vi stava stretto, oggi possiamo dire che ce l'avete messa tutta, ma forse il Portogallo oggi ha dato qualcosa in più sul campo. Come l'ha vista? Beh, devo dirti la verità, confermo quello che hai detto. Il Portogallo ha fatto secondo me un'ottima partita, noi un po' meno, il risultato credo sia giusto, anzi forse anche un gol in più ci poteva stare. Purtroppo questo stadio non mi porta fortuna, in quanto anche l'anno scorso abbiamo perso e il Portogallo non è una squadra che porta molto fortuna, però bisogna dare merito anche agli avversari. So che avevate due assenze importanti dietro, ma penso che forse la prova complessiva, cioè, non è additare ai singoli, forse state pagando un po' quella partenza forte che avete fatto, insomma siete arrivati fino al secondo posto. Sì, diciamo che probabilmente è calata un po' la tensione, la squadra è anche molto giovane e quindi quando si arriva in alto non è facile stare lì in alto. Ci tiriamo sulle maniche e cerchiamo di riprendere subito la domenica con un risultato positivo. Sì, visto che ha nominato la classifica, voi comunque continuate a puntare ai playoff. Beh, direi che in questo momento, dopo 3 sconfitte, parlare di playoff è meglio lasciarli da parte e pensare al quinto e basta, alla prossima partita. Poi se alla fine ragioniamo domenica per domenica e alla fine se saremo lì ce la giocheremo, altrimenti pazienza, con un po' di rammarico, ma pazienza. Bene, lei è stato molto sportivo, grazie mister.